Benvenuti, oggi è lunedì 12 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna sorge alle 18:15 e cala alle 3:44. Oggi si celebra Sant'Onofrio. Il nome Onofrio ha origine latina e significa che è sempre felice. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è il bianco, la pietra è il topazio e il metallo è il rame. Oggi un consiglio riservato agli uomini. Il mitico sapone di Marsiglia può essere un alleato prezioso per la vostra barba. Si dice che ammorbidisca i peli e renda la rasatura un gioco da ragazzi, quindi prima di radervi immergete il pennello in acqua calda per 10 minuti, strofinatelo con sapone e poi sulle guance con movimenti circolari. Oppure, se proprio vi scoccia l'idea di dovervi rasare tutti i giorni, potete cominciare a prendere cura della vostra barba. Avete a disposizione oli, balsami e trattamenti che vi faranno sentire come dei veri gentleman. Così la barba sarà più morbida della vostra stessa pelle. Sono 56 le candeline per l'attore e comico Gabriele Cirilli. Lanciato dal programma Zelig, è suo il personaggio della borgatara romana Crusca, amica di Tatiana. Ha fatto diventare la battuta "Chi è Tatiana?" un vero e proprio tormentone, tanto da intitolarci un libro, uno spettacolo teatrale e un film. Festeggia 70 anni l'attore comico Antonino Valentino Formicola, detto Nino, in arte conosciuto come Gaspare, del celebre duo Zuzzurro e Gaspare. Protagonista negli anni 80 del varietà Drive-In e del programma satirico Emilio. Nel 2018 è stato il vincitore del reality L'Isola dei Famosi. Infine, oggi compie 55 anni Francesco Renga. È stato leader di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni 90, i Timoria. Poi nel 1998 ha lasciato la band e ha proseguito da solista. Tra i suoi grandi successi i brani Raccontami, premio della critica a Sanremo 2001, e Angelo, vincitore a Sanremo nel 2005. Per 11 anni è stato legato all'attrice Ambra Angiolini, con la quale ha avuto 2 figli. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli tra i miei doni. Inaugurando il suo diario, la piccola Anna Frank, tedesca di nascita ma olandese d'adozione, racconta l'emozione del risveglio nel giorno del suo 13° compleanno, il 12 giugno del 1942, e l'attesa di scartare i regali, tra i quali c'è un diario. In quanto ebrea, Anna fu vittima con la sua famiglia della persecuzione nazista e quel diario diventò suo compagno inseparabile fino alla morte, avvenuta a soli 15 anni in un campo di concentramento. Quante volte vi sarà capitato di sbadigliare e notare che qualcuno accanto a voi fa lo stesso? Bene, lo sbadiglio è contagioso, si sa. Ecco la spiegazione. Secondo gli studiosi, stimola i riflessi della corteccia motoria primaria, l'area che controlla i movimenti corporei. Se si vede qualcuno che sbadiglia, difficilmente si resiste a questo impulso istintivo. Ecco il momento tanto atteso dagli amanti dell'astrologia. Scopriamo insieme l'oroscopo di Marco Amato. Buon inizio settimana ai 12. Oggi lunedì si apre con una splendida novità. Vediamo cosa. Ariete, le novità per voi riguardano un bellissimo trigono Marte e Venere. Giocate pure con l'amore e divertitevi un po' come non facevate da tempo. È il vostro momento. La luna è vostra complice. Toro, la luna vi rende oggi un po' pensierosi. Iniziate un lunedì con tutta una serie di entusiasmi da una parte, ma anche nella valutazione dei rischi dall'altro. Si preparano grandi cose per voi, Toro, e l'ambizione gioviana le sta espandendo tutte. Siate solo cauti, aspettate i tempi e non siate frettolosi. Gemelli, il sole continua a riscaldare i vostri gradi, ad accendervi. Adesso finalmente anche Mercurio è dalla vostra parte, il vostro Mercurio che vi rende di nuovo brillanti, sociali, amicali e pieni di novità. Cancro, che bellezza vedere un cielo così sgombro per voi, una profondità che il sole vi obbliga a vivere in maniera indagatoria su quanto amate o state amando, e una Venere e un Marte che concretizzano un po' più in là, proprio davanti ai vostri occhi, i risultati della vostra costruzione affettiva. Beh, complimenti, non c'è che dire. Leone,
giornata splendida, è un lunedì che vi corrobora molto e vi ripaga di tanti sacrifici di energie nuove. La luna oggi in Trigone stimola Venere e Marte e nuovi incontri, importanti anche al lavoro. Vergine, ma se faceste una valigia, se l'estero vi chiamasse, se ripassaste un po' le lingue perché finalmente è arrivato il tempo di muoversi, bene, andate. Bilancia, giornata assolutamente carica di energia e di contenuto. La luna in Ariete vi fa temere l'arrivo di qualche notizia poco carina. Ma perché questa strana sensazione? Probabilmente siete stanchi e somatizzate così uno stress d'attesa per tutta una serie di cose importanti che ancora tardano ad arrivare. Scorpione, la giornata di oggi prevede sempre Marte e Venere in quadratura. E seppure la Luna si carica di energia marziana, il che può darvi un ottimo slancio per iniziare la giornata bene, ma soprattutto per ascoltare il parere di una persona che vi vede un po' in difficoltà in alcune faccende. Sagittario, trioni stupendi di Marte e di Venere per voi, forza, energia e coraggio anche dettati da una Luna che vi rende ottimisti e coraggiosi e disposti a sorvolare anche su antiche beghe. Capricorno, giornata con una luna di quadratura. Oggi un po' di calo di energia, un po' nervosi per dei ritardi di collaboratori o di eventi che aspettavate che dovranno essere posposti, un po' di pazienza. Acquario, giornata splendida per vedere amici. È un lunedì che inizia, seppure con l'opposizione di Marte e Venere, con una luna amica che vi aiuta a riderci su e a glissare elegantemente su tutta una serie di faccende amorose. Pesci, Saturno probabilmente vi chiede il parere di un esperto, il consiglio di un amico o probabilmente qualcuno di competente in una qualche branca che vi può essere utile a risolvere un problema. Intanto oggi l'amore vi sorprende. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata a entrare nella storia del cinema d'avventura. È il 12 giugno del 1981 e debutta sul grande schermo il professore e archeologo Henry Walton Jones Jr., per amici e nemici semplicemente Indiana Jones, protagonista del mitico I Predatori dell'Arca Perduta. La regia è affidata a Steven Spielberg, il ruolo principale è di Harrison Ford, premiato con 5 Oscar. Il film ispirò vari sequel. A penny for your thoughts. Tradotto alla lettera sarebbe un penny per i tuoi pensieri. Gli inglesi sanno come incuriosire, no? In pratica questa frase significa chiedere a qualcuno di condividere i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. È come dire pagherei per sapere a cosa stai pensando. Quante volte vi siete trovati davanti a qualcuno perso nei suoi pensieri e avreste dato qualunque cosa per sapere cosa gli frullava nella testa? Ecco, questo modo di dire è perfetto per quei momenti. Ricordate di immergervi nell'universo di Sicilia Play. Nel nostro canale YouTube troverete tutte le puntate dell'Almanacco e tanto altro. Oggi vi racconto la vita di Giacomo Leopardi. Sì, aveva un animo tormentato, ma chi potrebbe biasimarlo? Era malato agli occhi e alla schiena, il che lo rendeva immobile. Non aveva mezzi per lasciare il suo paese natale, Recanati. Nonostante ciò, Leopardi scrisse I Grandi Idilli, un capolavoro poetico. Grazie all'aiuto dei suoi amici in Toscana, Leopardi riuscì a uscire da quella situazione. Ma c'è anche un aspetto poco conosciuto del grande scrittore. Aveva una passione per i dolci, i sorbetti e i gelati. Quando poteva sfuggire dalla sorveglianza di Antonio Ranieri e sua sorella che si occupavano della sua salute, si tuffava nelle leccornie sue preferite. Era capace di mangiarne quantità incredibili. Ci salutiamo con la frase del giorno. Com'è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Appuntamento alla prossima puntata, non mancate! Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.